Anche per un ministro ci può essere una prima volta ed è quello che è accaduto a Nello Musumeci visitando Longarone e i luoghi simbolo di una tragedia prossima a compiere 60 anni, recandosi prima nel cimitero di Fortogna, poi sulla diga del Vajont. Io so cosa significa perdere un familiare. Non riesco a immaginare quello che migliaia e migliaia di persone abbiano vissuto quella notte. Il senso di impotenza delle istituzioni. Allora il soccorso non era collegiale, non c'era un impianto sistemico come quello di cui disponiamo oggi. Si interveniva con grande buona volontà, il lavoro che hanno fatto i Vigili del Fuoco già allora è stato straordinario e già allora il volontariato si manifestava, seppur disorganizzato. Fu su quella tragedia che dopo 18 anni nacque la protezione civile con il ministro Zamberletti. E poi la diga, sempre intatta, sempre come allora, con alle spalle la montagna franata. Immagini che colpiscono chi non le aveva mai viste e Musumeci, ascoltando le spiegazioni del presidente della provincia di Belluno, dell'assessore regionale alla protezione civile, del sindaco di Erto, non ha fatto eccezione. È una tempesta di emozioni naturalmente. Da un lato l'orgoglio di una ingegneria italiana che progetta un'opera ardita, fra le più significative in quel momento nel contesto europeo, e al tempo stesso il ricordo di quelle migliaia di persone innocenti per una valutazione forse errata. E comunque io sono convinto, resto convinto che questi luoghi vanno visitati al di là della spinta emotiva che determinano, perché servono a convincerci della necessità della prevenzione strutturale.